1944 comincia ad arrivare con i lanci inglesi l'esplosivo nuovo, il plastico. E un gruppo di studenti di medicina, proprio no? Perché l'ho conosciuto, decidono di far saltare delle locomotive, scambi, finché decidono di fare il colpo grosso, far saltare il ponte della gomma. Penso vi ricordo anche i nomi, che è giusto farlo perché non ci sono riusciti, ma ha rischiato, è stato un atto di grande coraggio. Uno era Jack Rizzo, che stava in piazza del Grano, poi andò condotto a Mogliano. Bruno Dotto poi fu dentista e Giacomo Perrocco, nella cui casa gli era sfondato a Lancenini. Studiava medicina, poi andò a fare legge e poi fece l'agricoltore. Questi partono di notte in tre, armati, con coprifuoco, partono alla piazza del Grano con l'esplosivo per andare a far saltare. Si arrampicano sopra, uno sta di guardia, gli altri scavano sotto le rotaie e imbottiscono il plastico. Mentre una miccia molto lunga, ha avuto la fortuna ladra che nessuno li ha incontrati, quando sono quasi in piazza del Grano, sempre un boato spaventoso, e contenti vanno a letto. Cosa è successo? Purtroppo non sapevano, per far saltare va messo sotto non sopra, perché non ha potenza. Allora cosa ha fatto la bomba? Ha spostato un po' di sassi e ha spostato soltanto due rotaie, la mattina dopo le hanno. Un altro episodio brevissimo che ricorda sempre, perché raccontami, la storia è storia, sia quella dei buoni e vincitori, sia quella dei perdenti e cattivi. 30 aprile o 1 di maggio, forse 45, si presentano alcuni partigiani alle carceri di Piazza Duomo, prelevano una quindicina di fascisti, soldati di Salò, e li portano fuori. C'è un motivo anche probabilmente, perché già avevano buttato i fascisti, i partigiani a Ponte Margherita e anche a Quarto d'Altino avevano buttato in acqua dei partigiani uccisi. Questi partigiani portano qui sopra 15, sparano e li cacciano tutti quanti, qualche uno che è riuscito a saltare in acqua a buio prima che gli sparassero. E dopo 30 anni o 40 anni ha pubblicato, è stata controllata la sua vicenda, era un veneziano che cascato in acqua ha nuotato a lungo a favore di corrente e poi è riuscito a piedi ad arrivare vivo a Venezia. Comunque anche questa è storia.